Eccoci ancora insieme questa mattina per parlare del futuro dell'Orchestra di Padova e del Veneto, che compirà 50 anni tra 2 anni esattamente, ne ha adesso 48 e che pensa giustamente al suo futuro. I primi 50 anni sono un auspicio per i prossimi, ne parliamo con Stefano Bencivenga, che è uno dei violinisti dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Stiamo cercando di capire cosa fare per riportare questa orchestra ai fasti che ha già vissuto. Buongiorno innanzitutto, grazie dell'invito. E cosa fare per riportare l'orchestra ai fasti del passato? Secondo me, secondo noi, musicisti, dipendenti, sicuramente entrare nello spirito di questo processo di trasformazione che ha portato l'orchestra 3 anni fa a trasformarsi da semplice, tra virgolette, associazione culturale, per quanto prestigiosa e di lunga data, a fondazione. E percorso travagliato, se vogliamo, che ha visto il concorso di più intelligenze, di più persone, di più personalità, anche musicali, anzi soprattutto musicali, e che ha trovato giusto coronamento appunto in questa trasformazione. Che però non può essere soltanto nominale, deve essere anche riempita di contenuti a questo punto, dopo 3 anni. Deve essere assolutamente riempita di contenuti. Anzi, in questo senso giova, io amo ripetere una metafora, cioè l'orchestra paradossalmente, pur avendo, come ricordava lei, quasi mezzo secolo, ammesso che siano tanti anni di vita, è un'orchestra bambina, neonata, cioè un'istituzione neonata, nel senso che la fondazione che rappresenta, almeno nelle nostre intenzioni, l'intenzione dei fondatori, rappresentava e rappresenta un punto di svolta nella prestigiosa attività dell'orchestra, deve porsi come punto di partenza, di ripartenza, ma sicuramente non come un punto d'arrivo finale. Certo, quindi, è anche abbastanza chiaro che sia così, sostanzialmente doveva essere il momento in cui tra l'altro l'orchestra si apriva anche al mondo privato, si apriva un po' alla società veneta per diventare un po' patrimonio dell'intera regione. In questo momento l'unica cosa di regionale che c'è è la discussione del futuro bilancio dell'Orchestra di Padova e del Veneto, che proprio la Regione Veneto sta valutando. Si sta discutendo in queste ore il bilancio della regione complessivamente, in cui potrebbe rientrare anche il vostro problema economico. Sì, in effetti è proprio di queste ore la discussione di questo emendamento che negli auspici di tutti potrebbe rappresentare una piccola boccata d'ossigeno, però vede il punto che lei tocca è molto importante, perché e qui non vorrei ripetermi, ma ritornando a quanto si diceva poc'anzi, l'idea di fondazione porta, amo usare il presente non a caso, porta con sé un'idea forte di rinnovamento organizzativo, programmatico dell'orchestra. E cioè proprio perché, come ricordava lei, l'orchestra deve, poi se qualcuno non è d'accordo ce lo farà sapere, ma questo è il programma, iscriversi come patrimonio autentico e non solo sbandierato, effettivo, reale. Non dimentichiamo che quando parliamo dell'Orchestra di Padova, e non me ne vogliano gli amici delle altre realtà presenti sul territorio, in città, parliamo della maggiore istituzione concertistica musicale, il maggiore ente di produzione musicale della città di Padova. Parliamo dell'unica ICO, cioè Istituzione Concertistica Orchestrale del Veneto. Ci sono 3 realtà fondamentalmente in Veneto presenti a questi livelli, sono i 2 enti lirici, come tutti sanno, cioè il Teatro della Fenice di Venezia e l'Interna di Verona. Dopodiché non ci siamo noi, dopodiché per numeri, per storia evidentemente, ma siamo l'unica realtà con una vocazione sinfonica, cameristico-sinfonica, perché gli altri sono enti lirici, quindi per loro natura e per vocazione fanno altre cose. Ecco, quindi parliamo di questo, parliamo di questa realtà che con la trasformazione in fondazione deve potersi configurare come polo, autentico polo per questo tipo di musica nel Veneto. Ecco, voi avete molti amici come Orchestra di Padova e del Veneto, fatti in tanti anni, tra i direttori, tra i musicisti, ma sostanzialmente anche tra
il pubblico che durante questi 50 anni è venuto ad ascoltare i concerti, però quello che si decide, la stagione, il modo di utilizzare i musicisti, la decisione di andare o meno all'estero, è una cosa che riguarda proprio la struttura, la direzione artistica, come si dice, dell'orchestra. Su questo sono nati degli attriti molto, molto seri proprio all'interno della struttura. Che cosa chiedete alla direzione artistica o cosa volete fare? Ridurre, mi perdoni, la questione a una questione di attriti mi sembrerebbe francamente riduttiva. Tutti noi crediamo che un modello, un modus operandi, un modello di gestione, una visione dell'orchestra sia giunta al capolinea. Come dire, una visione a cui e della quale siamo debitori per tutta una serie di successi nel passato, se vogliamo anche di cose che possiamo mettere nell'attivo storico dell'orchestra, anche se non dobbiamo dimenticare che l'orchestra naturalmente è partita con il timbro, il marchio di fabbrica di un musicista delle levature di Bruno Giuranna, che è stato lo storico direttore artistico. Tra l'altro stiamo vedendo proprio un pezzo della rassegna stampa che dice provocatoriamente al direttore artistico: ce lo cerchiamo da soli. Questa fa parte degli aspetti che noi vorremmo entrassero nell'agenda di tutti, cioè il fatto che i musicisti, che forse qualcuno ha pensato fino ad ora, come si dice dei carabinieri usi, ad obbedire tacendo, probabilmente per la prima volta, ma anche se non è la prima volta, ma sicuramente in questi termini è la prima volta, hanno deciso di prendere in mano, come dire, il loro destino e contribuire, portare il loro contributo a questa costruzione, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di una cosa nella quale nessuno di noi vuole prevaricare ai danni di qualcun altro, disconoscere i meriti e i ruoli di qualcuno. È più una rivendicazione è sostanzialmente di un ruolo triste attivo. che dell'orchestra di Padova e del Veneto si finisca per parlare, al di là della stagione, del calendario, così, spesso però più che altro in maniera negativa, per i problemi che ha, per i conti di bilancio che non tornano, perché è andato via un direttore cacciato in malo modo, adesso per il conflitto con Juvarra. Cioè effettivamente si avverte che c'è qualcosa strutturalmente che crea malcontento all'interno dell'organizzazione. Oddio, questo è assolutamente vero, non vorrei adesso dire che anche altre realtà possono aver sofferto le situazioni simili. Il problema, a nostro modo di vedere, è come si affrontano queste situazioni, cioè con che spirito, avendo in mente quale idea di sviluppo, quale strategia. Dopodiché è vero, purtroppo noi abbiamo endemici, ricordava poc'anzi il mio collega, problemi economici. Questo ahimè è dovuto anche al fatto che paradossalmente siamo, pur essendo tra le ICO più antiche del paese, d'Italia, tra le più prestigiose, non abbiamo mai goduto di occhio di riguardo da parte delle sovvenzioni ministeriali. Ci sono orchestre che hanno più o meno la nostra anzianità, il nostro prestigio, che vengono decisamente premiati, hanno più contributi. Questo, se vogliamo, è dovuto anche è causato anche dalla scarsità del numero di dipendenti che l'orchestra ha da sempre. Insomma, siete pochi, avete pochi fondi del Ministero, in più siete tra i meno pagati d'Italia anche come musicisti. Sì, però vorrei anche aggiungere una cosa: siamo anche tra i meno considerati a livello di istituzioni locali e pur, come è stato detto anche prima, e riconoscendo il ruolo svolto dal Comune, in particolare dal Comune in questi anni, insisto sul ruolo del Comune perché tutto sommato insieme alla Regione, anche se i mezzi sono chiaramente impari e dispari, come vogliamo definirli, nel senso che la Regione potrebbe e dovrebbe intervenire maggiormente, speriamo che lo voglia fare in futuro. Ad esempio la provincia di Padova interviene con un miserrimo contributo, pur essendo tra i fondatori della fondazione, mi perdoni il bisticcio. E però è vero che storicamente le nostre orchestre cosiddette gemelle, consorelle, cito la Regionale Toscana, l'Orchestra Toscanini di Parma, l'Orchestra delle Province Autonome di Bolzano e Trento, la Haydn, i Pomeriggi Musicali di Milano, ma persino leggevo l'altro giorno l'Orchestra dell'Aquila, con tutti i problemi che ha l'Aquila, che è un'altra realtà che ha parecchi anni di vita, un'altra ICO storica, e godono tutti di attenzioni da parte degli enti locali infinitamente superiori, e non solo in termini di contributi, che in alcuni casi
sfiorano, rasentano, spesso superano il quadruplo, il quintuplo del contributo che noi riceviamo dagli enti locali. E non credo che stiamo parlando di regioni infinitamente più ricche del Veneto, che stiamo ama... parlando comunque di cifre che non sono... Tra l'altro irrisorie nel nostro caso. Però, ad esempio, nel momento in cui queste realtà, molto prima, molto più attentamente, con maggiore spirito innovativo di noi, si sono trasformate in fondazione e si sono viste regalare come parte del patrimonio, ciascuna come dote, di queste, diciamo, come dote patrimoniale, che appunto è l'elemento che tra gli altri diversifica la fondazione dall'associazione che eravamo prima, chi un auditorium, chi un teatro completamente ristrutturato, non so, a Milano il Teatro del Verme, una prospettiva sostanzialmente. la Regione Toscana il Teatro Verdi, cioè noi come è stato ricordato, siamo per certi versi esuli in patria, nel senso che per fortuna c'è l'auditorium, meglio, l'aula magna del conservatorio, chiamiamola con il suo nome, che ci Però dà... si sente bene, ha una buona bene. acustica per fortuna. Magari farla da auditorium non ci dice. Però le garantisco che si potrebbe sentire molto meglio. Noi qualche auditorium in giro per il mondo lo frequentiamo, certo. E siamo abbastanza viziati da questo punto di vista. Però ecco, la domanda provocatoria, anche se vuole, è questo: ma l'Orchestra di Padova e del Veneto attualmente ma avrà bisogno sempre di essere sostenuta, non ha la possibilità di vivere una sua autonoma... Assolutamente sì. Corsa, diciamo così, anche dal punto di vista economico, anche se parliamo di musica, la musica ha anche bisogno di essere promossa, valorizzata, anche quella meno conosciuta, però insomma c'è forse la possibilità anche di rendersi più autonomi. Qui secondo me dobbiamo essere chiari, per come è configurato il nostro paese, per come è pensato l'intervento, il sostegno alle attività culturali, il ruolo dello Stato, degli enti pubblici è assolutamente imprescindibile. In questo momento, almeno io, per quanto mi riguarda, spero lo sia anche in futuro. L'aspetto sul quale si può e si deve sicuramente lavorare per il presente immediato, per il futuro certamente, è la possibilità di rendersi interessanti rispetto ad interventi diversi. Certamente noi abbiamo un problema, siamo qui a parlare di queste cose perché alla base di tutto, oltre a carenze di natura artistica, progettuale, artistica, limiti di cui magari poi parleremo, c'è un problema di risorse. È stato ricordato anche prima, infatti, no? Endemico se vogliamo. E però queste risorse non possono essere, come dire, recepite sulla base di un'idea superata di sponsorizzazione. Purtroppo non funziona più così, non funziona così per molti ambiti del management artistico, non solo musicale, no? Penso a chi organizza mostre d'arte. C'è un problema proprio di come comunicare un'idea, come comunicare usiamo questo terribile termine prodotto che forse man si attaglia nel nostro caso, ma insomma come veicolare un'idea di bellezza, ecco vorrei usare questo termine, cioè noi lavoriamo con la bellezza, la musica è questo forse più di ogni altra cosa, è una forma. È la forma per definizione, forma non forma nel senso che non è tangibile, non è visibile diversamente da quadri, statue. E quindi abbiamo a che fare con quanto di più. Allora, siccome i minuti corrono e ne è rimasto uno sostanzialmente, volevo capire anche questo fatto, cioè voi avete fatto una serie di rivendicazioni, c'è uno scontro grosso con la direzione. Dopo questo segnale molto forte, uno sciopero, uno probabile a ore ormai, comunicati stampa, pressioni sul sindaco, sulla regione, che cosa sta succedendo? È come parlare con un muro di gomma o c'è un confronto aperto? Mi piacerebbe dirle che è in corso un confronto aperto, ma così non è. Così non è e in questo momento il muro è, sì, potremmo usare il termine di gomma, forse di un materiale più solido e meno elastico e flessibile della gomma, ma è un bel muro. Ed è un muro che probabilmente riflette anche un muro mentale, cioè un atteggiamento dettato dall'abitudine, forse l'abitudine ad avere un'orchestra che, come dire, è abituata a lavorare in qualsiasi condizione, abituata a tirare la carretta. E effettivamente questa è una cosa che è cambiata, non è più così. Il nostro direttore artistico, a proposito di quello che si diceva prima,
è direttore artistico di fatto sostanzialmente, anche se sotto diverse denominazioni dovute a questioni statutarie. Saluto perché siamo amici anche con Filippo salutiamo, Juvara. sì, ma non è nessuno di noi in questa sede o fuori sede ne parla in termini meno che rispettosi. Però un dato di fatto è che lui ha occupato quella posizione, cioè è il responsabile artistico dell'orchestra da 23 anni. Allora, questa è una cosa che non ha eguali. Io credo, posso parlare per l'Italia, cosa di cui sono assolutamente certo, sicuramente non ha eguali tra le ICO, tra le nostre orchestre, ma tanto meno che tra gli enti lirici. Allora, su questo dobbiamo chiudere la puntata con la promessa che ci aggiorneremo e seguiremo questa vicenda, sentendo anche cosa dirà Filippo Juvara, magari speriamo che vi sediate tutti intorno a un tavolo e discutiate insieme. Noi siamo qui. Per il futuro di questo patrimonio della Regione Veneto, sicuramente non solo della Regione Veneto. Grazie al maestro Bencivenga, grazie anche a voi di essere stati con noi questa mattina. Io lascio la parola a Valentina Polati che per la seconda parte della puntata si occuperà di un tema molto importante, gli assistenti sociali e la crisi. Fanno un gran lavoro dietro le quinte, tra poco li vediamo.